per quelli che hanno fatto nascere 30 anni fa questa associazione, per quelli che hanno contribuito alla sua crescita, per chi da 30 anni è sempre presente, per chi per motivi di lavoro ha dovuto lasciare a malincuore il gruppo, ma quando rientra a Seul è come se non fosse mai andato via. Siamo qua per celebrare i nostri 30 anni del coro. Abbiamo invitato i nostri amici più stretti, possiamo dire, ovvero il coro di Sant'Andrea Frius, il coro della Spagna, amici di Barbararu, amica in comune che purtroppo non è più tra noi, i nostri amici del coro Carrales, gli amici del coro Nugo Ramada, e quindi siamo contentissimi di passare una giornata insieme a loro. Oggi è un anniversario speciale, il trentennale del coro. E cerchiamo di fare una bella festa, una bella rappresentazione. Come coro maschile, 30 anni fa, grazie a Barbara, buonanima di Barbara Aru, che è scomparsa in Spagna durante l'incidenza sul lavoro, che lavorava, era ricercatrice di Seul, che era in Spagna per lavoro. Cantare canto sempre io. Ogni qualche volta che canto, sempre, da bambino. Mi è sempre piaciuto. E cerchiamo di fare bella figura, di fare quel che possiamo. 4 anni prima con la maestra Barbara Aru è iniziato proprio con lei come coro parrocchiale che era un coro misto femminile, insomma. Poi è subentrato Mondino, che è il maestro. Dopo che è subentrato Mondino siamo riusciti a fare questo coro appunto maschile con canzoni tradizionali sarde eccetera e ci siamo un po' separati appunto dal coro misto. E così abbiamo iniziato appunto e continuato per 30 anni, ancora siamo qua. Ringraziamo Barbara, la nostra compianta Barbara, che è stato proprio grazie a lei che tutto è iniziato, perché a farci appassionare del canto polifonico è stata lei, partendo prima con il coro parrocchiale e poi formando con la sezione maschile un coro solo di voci maschili. E siamo felici che ci siano con noi a festeggiare gli amici di Sant'Andrea, gli amici di Leon, per noi sono come una famiglia ormai, e gli amici del coro Nugo Ramada, che hanno contribuito poi alla nostra crescita, e poi gli amici del coro Carrales, al loro maestro Giuseppe Altea, con cui ormai da 5 anni collaboriamo e a cui ci lega una profonda e lunga amicizia, grazie proprio a Barbara Aru. È un'emozione perché per noi il coro Albasai è coro di fratelli e quindi per noi questo è un giorno molto molto importante. Festeggiare 30 anni di carriera di un coro così importante e di persone così valide, con uno spessore umano e artistico così alto, per noi è un onore ed è un piacere essere qui. È una giornata all'insegna dell'amicizia, in primis, del ritrovarsi, del ricordare delle persone carissime anche che non ci sono più, il vostro amato presidente. Quindi per noi è come stare in casa, in famiglia. Tanti auguri al coro, alla corale Ardassai e a tutti noi che stiamo vivendo questa bella giornata. Intanto un ringraziamento agli amici del coro Ardasai di Seul, perché sono veramente delle persone splendide, squisite, che noi abbiamo avuto modo di conoscere più di 30 anni fa. E quindi oggi essere qui per poter
festeggiare i loro 30 anni ci fa solo piacere ed è un onore poterlo fare assieme a loro. Quindi li ringraziamo per questo e gli auguriamo altri 30 anni, anzi non altri 30, arrivederci tra 30 anni per poter poi continuare il percorso con l'amicizia che ci ha sempre unito e che ci contraddistingue negli anni. Un abbraccio e tanti auguri a tutti. E quindi per me è un piacere essere ospite vostro, ma per un piacere pensare che questa stessa aria, questi stessi boschi sono passati attraverso gli occhi dei miei occhi. È quello che avrebbe voluto Barbara. Speriamo di trasmettere attraverso ciò che cantiamo, che viviamo, quello che era lei. Se non ci fosse stata Barbara non avrei conosciuto tutta questa realtà, non ci sarebbe indirettamente il coro Carrales, è tutta una concatenazione di fatti. Io penso che niente accada per caso, è come se tanti tasselli si fossero riuniti e messi in una disposizione fortuita ma non casuale, lo so che è dicotomico, per comporre questo quadro perfetto che era la giornata di oggi. Io col Coro Ardasai sono nato perché avevo 14 anni, perciò ho iniziato con loro, ho iniziato anch'io grazie a Barbara e con Barbara ho scoperto questa passione per il canto e per dire che anch'io da 30 anni sto sviluppando questa passione per il canto e tutt'oggi ho la fortuna, grazie all'amicizia con Giuseppe Altea, di poter continuare questa esperienza in una realtà diversa da quella di Seui, ma nel mio cuore rimane sempre quello con cui sono cresciuto, cioè Coro Ardasai. Mi sto emozionando, ma perché l'emozione è perché si parla di cose veramente che si hanno nel cuore. Nosotros estamos aquí hoy por una sola razón, y es por la persona que nos ha unido a ellos desde hace mucho tiempo. Bárbara convivió con nosotros lo que yo creo que fueron pocos años, porque Bárbara era un torbellino, era una mujer fantástica, nos arrastraba siempre. Y esos lazos que creó en nosotros nos han unido a Cerdeña, a los amigos de Cerdeña. No es una amistad, es una familia. Por lo menos todos los que estamos aquí y los que han quedado allí, así lo sentimos, y es pronunciar el nombre de Bárbara. Para nosotros es encuentros como este no podemos faltar, porque todos los coros tanto en Sant'Andrea como en Segui, las relaciones que tenemos tan estrechas con ellos, tan de familia, no podemos decir no a una invitación. Hemos tenido problemas para venir, pero no importa. No hemos podido venir todos, pero no importa. Estamos aquí los pocos que podemos estar, pero el corazón de todos los que han quedado y el nuestro está con esta gente, y todo se aglutina alrededor de Bárbara. Para nosotros es pronunciar Bárbara y emocionarnos, no lo podemos oír.